Riccardo Riccardi, vicegovernatore con delega alla salute della regione Friuli Venezia Giulia. In questi giorni sono stati accumulati diversi ritardi per quanto riguarda le vaccinazioni. Quali saranno le strategie per recuperare il tempo perduto? Per quanto riguarda la nostra regione io non vedo grandi ritardi. I ritardi sono determinati dal blocco della sospensione dei 3.000 appuntamenti di AstraZeneca, per cui intanto aspettiamo il giudizio che arriverà in giornata. Se il giudizio sbloccherà l'utilizzo di AstraZeneca, riprogrammeremo tutta l'attività delle 3.000 persone che sono state bloccate nel corso di questi giorni e credo nell'arco di una giornata saremo in grado di ripartire in maniera ordinata anche con questo vaccino, sapendo che tutta l'attività degli over 80 con Pfizer e Moderna sta procedendo con risultati importanti. La nostra è una di quelle regioni che è in testa al blocco della capacità vaccinale e questo dovrebbe consentirci in breve tempo anche di aprire le agende per tutta quella categoria della vulnerabilità che viene successivamente agli over 80. Quindi parliamo anche degli over 65, indicativamente quando potrebbe partire la vaccinazione per la seconda fascia? Noi se il giudizio di EMA sarà positivo e conseguentemente quello dell'AIFA, credo che nell'arco di qualche giorno apriremo le agende per la categoria 79-75. Vedremo quale sarà l'adesione e poi proseguiremo con le fasce d'età così come stabilito dal piano nazionale, perché non è la regione che definisce le regole attorno alle quali vedo purtroppo grande confusione, in particolare da coloro che cercano un po' di notorietà. Un ruolo importante nella vaccinazione di massa ce l'avranno le farmacie. No, le farmacie sono una delle ipotesi in campo su quale bisognerà capire che tipo di intese definire perché non sono ancora perfezionate. Intanto lavoriamo alla campagna massiva che è quella che sta dando maggiori risultati. Poi proseguiremo con tutte le altre categorie che sappiamo essere pronte, la medicina generale, il pediatra di libera scelta, i dentisti, poi anche le farmacie, insomma tutti coloro che potranno mettersi a disposizione anche a seguito, credo, di questo risultato importante che ieri ha visto Confindustria Friuli Venezia Giulia firmare questo accordo anche per i vaccini nelle fabbriche. Il problema di fondo però è avere i vaccini, ecco, e quindi in questo momento la merce a disposizione è piuttosto limitata e quindi noi stiamo organizzando tutto, ma questo ha a che fare con la disponibilità dei vaccini della quale ancora abbiamo notizie limitate e soprattutto l'attesa rispetto a quello che sarà il giudizio dell'EMA e ovviamente la reazione delle persone che hanno ascoltato in questi giorni, come da un anno a questa parte, un po' di tutto e quindi vedremo se questa adesione importante per l'utilizzo di quel vaccino verrà mantenuta. Per quanto riguarda la sanità c'è ancora da vaccinare alcuni addetti, non medici né infermieri, ma amministrativi e altre funzioni, specie nel privato. Per queste persone? No, noi abbiamo un piano nazionale da applicare. Questo piano nazionale ci dice che con Pfizer e Moderna dobbiamo vaccinare gli over 80 e poi l'area della vulnerabilità. La categoria dei servizi essenziali, quindi forze armate, forze dell'ordine, forze di polizia, sistema scolastico era quella priorità che veniva avanti perché c'era l'AstraZeneca non era utilizzabile in quel momento per gli over 80 e in più AstraZeneca ha anche delle patologie sconsigliate, quindi noi completeremo quella fase lì che nella revisione del piano è stata eliminata, quindi andremo avanti per le categorie d'età, questo viene definito dal piano e noi questo applicheremo. Ultima domanda, Fiera di Pordenone, pare che non sarà quello il luogo in cui verrà fatta la vaccinazione di massa, ma strutture sportive. Che problema c'è di fondo? No, non c'è nessun problema di fondo, l'azienda sanitaria sta esaminando le opportunità, mi pare che con il comune di Pordenone abbiano individuato questa struttura sportiva e quindi non vedo nessun problema. Le strutture devono essere adeguate, devono garantire spazi e percorsi, se hanno individuato quella si procede con quella.